il piccolo tesoro di Ardara, che è un gioiello dell'antica capitale giudicale. Esatto, Ardara è un gioiello e noi oggi dobbiamo fare di tutto per cercare di valorizzarlo nel miglior modo possibile. La nostra presenza al Salone del Libro di Torino per presentare il libro che parla della nostra basilica va in quella direzione. Quali sono i prossimi progetti? I prossimi progetti sono quelli di ampliare e potenziare la fase promozionale e questo lo possiamo fare solo con lo studio, con raccogliere tanti contenuti da poter poi divulgare. In questa direzione noi cercheremo di andare. Costruire una rete che unisce i tanti itinerari di Romanico possibile è una valida alternativa a quella civiltà, no, nuragica che si alterna con questo unicum della storia medievale sarda. Lo è assolutamente, proprio in questa direzione nasce la nostra associazione Amici della Basilica di Saccargia, che ha visto le tre chiese di Saccargia, Boruta e Codrogianus protagoniste in questo percorso di promozione e valorizzazione. Ma lo sarà ancora di più grazie al lavoro fatto dalla Fondazione Isola del Romanico in Sardegna, con presidente Antonello Figus, dove si sta lavorando a creare una rete tra le 83 comunità che hanno aderito, quindi comuni che hanno aderito, al fine di valorizzare il romanico in Sardegna in un modo concreto.